e ci serve una vittoria, senza né leggere e né scrivere. Proviamo a farlo. Intanto vediamo, intanto stiamo seguendo anche le partite di Europa League e Conference. Vedo un Siviglia agguerritissimo, porca troia, vicinissimo al gol del Siviglia. Vabbè, figuratevi, cioè, se esce la Juve io non posso essere felice, però insomma cerco di fare il tifo, almeno ci provo in ogni caso per le italiane in Europa, ma per la Juve non ci riesco. Intanto Arsenal-Napoli in questa partita della sfida 2 dell'evento Unlimited, siamo all'Emirates, carino, stadio carino. Cazzo, stavo segnando qua, ha preso il palo la Juve con Kane. Interessante. Ok, vedo un Marquinhos, andiamo a vedere i ragazzi come stanno. Tutti bene tranne Lobotka. Tutti bene tranne Lobotka, e mettiamo Elmas mezzala, Anghissà lo mettiamo centrale e va bene così. Gli altri tutti ok, quindi perfetto, andiamo al match. Tanto Fiorentina, gol della Fiorentina ragazzi, gol della Viola. Nico Gonzalez, gol della Viola. Gol della Viola che al momento pareggia e può andare quantomeno ai supplementari. Fa piacere. Se va in finale pure mi fa piacere. Bel gol tra l'altro. Nico Gonzalez lasciato completamente solo. Intanto qui abbiamo Arsenal-Napoli, ci dobbiamo concentrare perché ci servono 3 punti e se vinciamo ci togliamo subito il pensiero sostanzialmente. Vediamo il nostro avversario che ne pensa. Tanto siamo partiti. Kvaratskhelia, proviamo a pressare, l'Arsenal prova ad attaccare, attenzione, Zielinski, attenzione, provano ad attaccare, Kvara, proviamo a pressare, non riusciamo a recuperare palla, Giannino deve chiudere, Giannino Di Lorenzo, grandissimo, poi la butta fuori, cazzo di cane così, senza né leggere né scrivere, tanto, giallo per Kvara. Con questo gioco c'ha parecchi problemi sotto questo punto di vista, parecchi. Attenzione, attacca l'Arsenal, Mario Rui, ci mettiamo una pezza anche grazie a Kim, ragazzi. Ci mettiamo una pezza anche grazie a Kim. Attenzione, calcio d'angolo, Anghissà a contrasto su Osimhen ed è calcio di munizione per noi. Non so perché, ma va bene così. Va bene così. Proviamo a buttarci un po' in avanti. Meret rilancia per Osimhen. Niente da fare. Anghissà recupera palla. Mario Rui vede larghissimo Kvaratskhelia, anche abbastanza libero. Ha provato a metterla subito dentro. Però Osimhen non ha niente da fare. Attenzione, prova a ripartire subito l'Arsenal. Prova a penetrare. Ma come è possibile? Cioè, è inarrestabile, io. Ah, è Pempe. Vabbè. E quando chiappa a kill. Vabbè. Ripartiamo, rilancio di Meret. Osimhen prova a fare da torre, ci riesce. Palla per Elmas che la mette giù. Elmas va dentro per Osimhen che l'appoggia a Kvaratskhelia, dentro per Zielinski. Il cross di Zielinski, c'è Osimhen. Vittorio Osimhen 1-0, azione da manuale e Victor Osimhen la mette dentro di testa. Passiamo alla prima azione e devo dire che ci fa molto piacere. Tanto Kvaratskhelia subito per Osimhen, prova a metterla per Lozano, anticipato il Ciuchi. Attenzione, prova adesso giustamente a reagire subito l'Arsenal, ma con un po' di pressing e con Elmas recuperiamo subito palla per Zielinski. Osimhen si fa rubare palla, prova a contrastare subito, non ci riesce. Attenzione, Giannino deve chiudere, Giannino ci riesce, Giannino, e poi riesce a darla anche a Lozano senza farla uscire.
Zielinski prova a ridarla a Lozano, che però si era fermato, niente da fare. Ci riprova ancora l'Arsenal, attenzione a Pempé, ma fantastico pressing di Anghissà, che poi quasi stava per perdere palla, ma guadagniamo fallo laterale. Bisogna stare attenti. Mario Rui, Kvaratskhelia, Mario Rui, pressato Kvara, sbaglia, la mette in fallo laterale, può ripartire l'Arsenal, Hakimi, permessi, ma Zielinski recupera palla, la perde il maestro Mario Rui, Kim, la parata di Meret, Kim aveva preso un rischio spaventoso, ci stanno un po' chiudendo raga, ci stanno un po' chiudendo, attenzione di Lorenzo, ancora una chiusura fantastica, si ferma Lozano, palla per Zielinski, Anghissà, Osimhen per Elmas, dentro Lozano, c'è Giannino sulla fascia alata di Lozano, Giannino prova a fermarsi di Lorenzo, non ci riesce, mantengono la palla sulla linea, incredibile, ma Zielinski, Rachmani va in sicurezza su Meret, che rilancia lungo verso Zielinski, la perde Zielu, tensione, mamma mia ragazzi, Meret, però se continuiamo a fare follie, porca puttana, qua ce la stiamo cavando, io ce la siamo proprio cavata, qua miracolo di Meret su Osimhen, mamma mia, ce la stiamo cavando. Meret rilancia lungo, Anghissà prova a prolungare per Osimhen, ci riesce, poi la dà a Elmas che però arriva tardi, attenzione, prova a ripartire l'Arsenal, Kim prova a chiudere su Osimhen, non ci riesce, ci deve chiudere Giannino su Kvaratskhelia, non ci riesce, va l'Arsenal fino in fondo, Mario Rui riesce a chiudere, attenzione Mario Rui, e anche qui ce la caviamo ragazzi, anche qui ce la caviamo, calcio d'angolo per l'Arsenal, stiamo vincendo ma stiamo soffrendo maledettamente. Osimhen la mette fuori, fortunatamente la mette fuori. Rilancio di Meret, attenzione Osimhen prova a fare ancora da sponda, ci riesce verso Elmas, palla per il Ciughi, Lozano, se ne va Lozano che prova a crossare, non riesce ad arrivare al cross purtroppo. Anghissà, palla per Elmas, dentro per Anghissà, la palla non passa purtroppo. Pempé, attenzione Rachmani prova a chiudere tra Pempé e Messi, prova a temporeggiare, proviamo a chiudere, c'è Osimhen, chiuso da Kim, ancora Osimhen, e la palla di Meret, la parata di Meret. Stiamo soffrendo, mamma mia ragazzi, quanto stiamo soffrendo. Di Lorenzo, palla per Elmas che allarga per Lozano che prova a cambiare verso Kvaratskhelia che la dà dietro Zielinski, palla per Kvaratskhelia che fa correre Mario Rui, grande azione, Mario Rui la mette dentro, troppo sul portiere, Courtois blocca, però almeno abbiamo provato ad affacciarci un po'. Zielinski, errore di Zielinski, madornale, prova a ripartire Osimhen contro Kim, la parata ancora di Meret, Elmas intanto perdiamo ancora palla ragazzi, stiamo giocando malissimo, ci sta tenendo in partita solo Meret praticamente. Zielinski allarga per Kvaratskhelia, proviamo a farci vedere alla fine del primo tempo, Kvaratskhelia il cross in mezzo, c'è Osimhen che prova a svettare, non ci riesce, finisce il primo tempo ragazzi. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. 1-0. 1-0. Devo dire la verità, io non stiamo proprio meritando. Abbiamo fatto un tiro a porta, un gol, loro ne hanno fatti 9. E stiamo soffrendo troppo. Mario Rui, Kvaratskhelia, attenzione, Zielinski,
per Osimhen, dentro per Elmas che fa correre il Ciuchi Lozano, il cross del Ciuchi, c'è Osimhen che non riesce ad arrivare all'impatto, Zielinski, Kvaratskhelia, Zielinski, miracolo del portiere qui, miracolo che per portiere. Miracolo del portiere. Zielinski dentro per Osimhen. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno Attenzione provato Kim. a la corsia centrale. Attenzione Kim. Attenzione Kim, deve chiedere su Pempè. La mette fuori Pempè. La mette fuori Pempè. Aveva fatto tutto bene, gli è mancata solo un po' di precisione. Meret, rilancio lungo di Meret, palla per Osimhen, attenzione, riprendiamo un po' a soffrire Kim, proviamo palla, Elmas, palla per Lozano che cambia gioco per Kvaratskhelia che si fa ingannare dal movimento dell'avversario. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Rachmani recupera palla, la perde subito. Attenzione, continuiamo a soffrire, ma Giannino Di Lorenzo, fantastico. Elmas, erroraccio di Elmas, ragazzi, non va bene, non va bene. Prova a chiudere il maestro Mario Rui. Zielinski fa correre subito Kvaratskhelia che si ferma e cambia gioco alla grande, questa volta verso il Ciuchi Lozano che accampa il Ciuchi, se ne va il Ciuchi, il cross del Ciuchi, arriva Osimhen, la parata di Courtois. Rachmani, attenzione, Zielinski, recuperiamo palla altissimi, fantastico Zielinski, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, fallo su Kvaratskhelia, fallo su Kvaratskhelia. Mario Rui, attenzione, Mario Rui prova a metterla sulla testa di Osimhen che prova a fare la sponda, attenzione per Di Lorenzo, Giannino Di Lorenzo, proviamo a mettere un'ipoteca sulla partita come dice il buon Caressa, schema perfetto, Osimhen per Giannino Di Lorenzo, Osimhen per Giannino Di Lorenzo e 2-0. 2-0. Attenzione, prova ad attaccare, giustamente prova una reazione rabbiosa. Recuperiamo palla e poi il maestro la mette fuori. Lozano, proviamo a ripartire, niente da fare. Attenzione Di Lorenzo, per chiudere Kvaratskhelia, Di Lorenzo, ancora Di Lorenzo. Palla per Elmas, vela dal Ciuchi Lozano, se ne va il Ciuchi sulla fascia, se ne va fermato da Roberto Carlos, mamma mia, mi ha recuperato non so quanti metri in niente. Anghissà, ancora per il Ciuchi Lozano, se ne va il Ciuchi, questa volta ha tutto il tempo di crossare per Osimhen, arriva Courtois, attenzione, Zielinski, punizione per il Napoli, fallo su Kvara, fallo su Kvara, punizione dal limite, la tira Mario Rui, non so perché, non so perché la tira Mario Rui veramente, vabbè, la tira Mario Rui, mamma mia il maestro la mette dentro. Il maestro la mette dentro, ragazzi. Punizione del maestro e 3-0 all'Arsenal. 3-0 all'Arsenal. 3-0 all'Arsenal, ragazzi. Di Lorenzo, Kim. Palla per Elmas che allarga ancora per il Ciuchi Lozano. Dentro per Osimhen che la dà Kvaratskhelia che prova a sfondare la porta. Grandissima azione, ragazzi.
Proviamo a fare qualche sostituzione. C'ho un Giacomino Raspadori e un Ciolito che scalpitano per giocare. E sì, la rendo addirittura più offensiva la squadra. Mettendo Giacomino Raspadori al posto di Elmas. Yes, baby. Ok. Giacomino Raspadori al posto di Elmas. E poi metto anche un po' Juan Jesus al posto di Kim. Ok. Juan Jesus al posto di Kim. E va bene così, direi. Va bene così. Che Politano al posto del Ciuchi, anche se il Ciuchi sta giocando bene. C'è un po' di sostituzioni. Ci sta. Ci sta, 3-0. Ci permette di cambiare qualcosa. Allora, proviamo ad andare sul Ciolito, questa volta Zielinski da Simeone che però frena sponda ed è 4-0 ragazzi, 4-0, Raspadori appena entrato, 4-0, e questo è il rigore, attenzione, forse c'è un rigore per il Siviglia, intanto 4-0 ragazzi, 4-0, Arsenal al momento spappolato, ragazzi. Attenzione, il maestro fuori, Anghissà, Zielinski per Kvaratskhelia. Ormai sembra una partitella d'allenamento. I rapporti di forza sono chiari al momento. Attenzione, recuperiamo palla. Simeone prova ad allargare subito per Kvara, non ci riesce. Anghissà recupera palla dentro per Raspadori, allarga per Kvaratskhelia. Ha ceduto l'Arsenal ragazzi, ha ceduto e alla fine ci andiamo a prendere la vittoria per superare questa sfida. Di Lorenzo allarga subito per Politano e sarà rimessa con le mani. Di Lorenzo, Anghissà, Zielinski dentro per il Ciolito, Simeone, se ne va il Ciolito, anticipato da Courtois, Di Lorenzo, Zielinski, palla per Di Lorenzo che prova a crossare subito, non ci riesce, attenzione, palla per Raspadori che ha provato a rimbocare per Di Lorenzo, era un'idea magnifica, ma viene anticipato Giannino Di Lorenzo. Attenzione, prova a ripartire ancora l'Arsenal con Musiala, Juan Jesus e poi Di Lorenzo. Zielinski allarga per Politano, dribbling di Politano, se ne va Politano, vede dall'altro lato Kvaratskhelia se ne va Kvara dentro per Raspadori, si gira Raspadori dentro per Simeone, si divora il 5-0 il Ciolito Simeone. Dopo una fantastica azione si divora il 5-0 il Ciolito. Vabbè, poteva anche abbandonare, invece risparmiare perdere tempo, però non fa niente. Juan Jesus, attenzione, prova a ripartire, provano a fare almeno il gol della bandiera, giustamente, ma Zielinski non è d'accordo, nemmeno il maestro. Allora per Kvaratskhelia cambia tutto verso Politano. Dribbling di Politano secco, perde palla, la recupera Politano, fantastico il recupero di Politano che prova a darla, attenzione, ed è 4-0 ragazzi, 5-0, doppietta di Raspadori, doppietta di Giacomino Raspadori ragazzi, doppietta di Giacomino Raspadori. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. E chiaramente stacca anche se la partita era finita. 5-0 all'Arsenal. Li massacriamo. Nonostante l'abbandono, li massacriamo. E completiamo la nostra seconda sfida.